Abreia, capitolo 7. Melchidesec, figura di Cristo. Questo Melchidesec, come troviamo scritto nella Bibbia, era il re di Salem e il prevero Dio Onnipotente. E quando Abramo tornava in da guerra, roba che aveva dato una buona mazziata a tutti i re, Melchidesec aveva detto incontro ben ricetta. A chi sta Abramo retta a regime e tutte quelle che teneva. O non suo vuol dire che era il re giustizia e pochissimo era pure il re di Salem, che vuol dire il re e pace. In da Bibbia non si parla mai né del padre suo né della mamma sua, e manca tutti i parenti suoi. Non si parla mai della nascita sua, manca della morte sua. Chi fu suo figlio e Dio, l'umanetta prevede per sempre. Pensate perché sta tutta la rannezza di questa persona. Il patriarca Abramo, retta a chi sta a regime e tutte quelle che aveva raffato in quella guerra. E ovvero che pure tutte le discendenti di Levi, quando diventano private per legge sabina, rindo tutto il popolo a regime tutte cose. Ma che la parte loro sapeva rinde bene tutti i fratelli loro, pure se loro sono discendenti di Abramo. Melchidesec invece non era uno che riscendeva la famiglia Levi, e con tutte queste sapeva rinde in mano a Abramo, a regime, e tutte quelle che teneva. E poi fu proprio di chi sa benedicere Abramo, che aveva avuto quelle promesse a Dio, e certamente chi che era benedizione assai più grossa che chi che aveva benedetta. E poi c'è ancora un'altra cosa. In tuo caso riprieve dei Levi, se parla uomini che sapina a regime. In tuo caso Melchidesec, che sta regime invece, sapia nome, che secondo l'attestazione della Bibbia campa ancora. Anzi, in un certo senso, si può dire che pure Levi pavai che la regime parte a Melchidesec. Quando aveva Abramo, pure sì, siamo tutti discendenti loro, sapina a regime a tutte le late. E poi Levi, tanto non era manco nato ancora, ma si può dire, in un certo senso, che chi fosse stato presente in chi padre suo Abramo, quando Melchidesec aveva detto incontro può benedicere. Abolizione dello sacerdozio levitico. O sacerdozio era discendente dai Levi, teneva per in coppa a la legge, che fu data nel popolo di Israele. Se tutti chi li privati avessero avuto la perfezione, che motivo non c'era che avrebbe avuto a venire, per un breve diverso, che non è come Aaron e invece come Melchidesec? Perché se si cagna chi lo sacerdozio, avesse essere cagnata pure la legge. Che le parole per questo vanno indirizzate a Cristo, che è il Signore nostro, che appartiene alla nascenza, dove nessuno mai è diventato prevede o erdato. Tutto quanto sappiamo che Gesù è una rinda discendenza di Giuda e non una rinda discendenza di Levi. E Mosè non ha rinda una parola in coppa a quella discendenza, quando parlava ai prevede. E tutto questo diventa ancora più lampante a quel momento che è venuto nato prevede che rassomigliava a Melchidesec. Perché questo non è diventato prevede per Dio e una legge enorme, ma perché la potenza è una vita che non fornisce mai. A così sta scritto nella Bibbia quando dice: tu sarai prevede per sempre come Melchidesec. A così vennero scassate tutte quelle istruzioni passate, perché erano sfatte e non servivano più a niente. Perché la legge di Mosè non ha portato nessuna cosa in perfezione. O vostro suo venerato a noi una speranza assai più rossa, e proprio in mezzo a questo, ci potremmo pure accostare a Dio. Immutabilità lo sacerdozio di Cristo. E poi c'è sta pure chi lo giuramento di Dio. Tutto l'altro a diventare prievede senza giuramento. Gesù invece è diventato così per mezzo di chi lo giuramento che facette Dio, come troviamo scritto in quella essa. O Signore ha giurato e non si pentirà, tu sarai prevede per sempre. E proprio per questo Gesù è diventato quello che ha portato un'alleanza che è 100.000 volte assai più meglio che le prime. Ne sta pure un'altra cosa: tutte le altre private erano assai per numero, perché morivano e non potevano campare per sempre. Gesù invece campa per sempre e il potere suo non fornisce mai. E proprio per questo essa può salvare tutti quelli che per mezzo di essa si accostano a Dio, perché essa è sempre viva per pregare a Dio a favore loro. A perfezione lo sommo sacerdote celeste. Gesù è proprio chi lo sommo sacerdote che serveva a noi, perché è santa, senza peccato, senza mancanza, assai da verge tutte le di peccature, ha izzato in coppa a tutti i cieli. Issa non è come a tutte le di sommo sacerdote, perché issa non serve a fare sacrifici ogni giorno, prima per i peccati suoi e poi per chi è tutto il popolo, perché issa ha fatto sacrificio una volta per sempre, quando sacrificai la vita sua in coppa a croce. La legge Mosè faceva diventare sommo sacerdote uomo designato dalla sfatezza, invece che la parola del giuramento di Dio, che fu spalafacata, roppe che la legge fa diventare sommo sacerdote o figlio
perché è diventata perfetta, per sempre.